Un ascesso in gola improvviso, la visita del medico di base, il ricovero all'ospedale di Cittadella, l'intervento e 10 giorni dopo la morte. Non si dà pace la famiglia, in particolare Susanna, la sorella di Stefano Dabrosca, camionista di 47 anni di Marghera, morto il giorno di Ferragosto a Eraclea, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l'operazione a cui era stato sottoposto il 5 agosto scorso. Nessuna patologia pregressa, un controllo costante legato al lavoro di camionista. Stefano Dabrosca, dopo 3 giorni di febbre e presentando un gonfiore sotto il mento, si rivolge a inizio mese al medico di famiglia che lo invia in pronto soccorso. All'ospedale di Cittadella gli riscontrano un ascesso retrotonsillare da operare. L'intervento viene eseguito con successo e dopo alcuni giorni di terapia intensiva e un post-operatorio regolare, l'uomo viene dimesso. Tutto bene fino al giorno di Ferragosto, quando l'uomo muore a causa di una violenta emorragia. Del caso di Stefano Dabrosca si stanno occupando i carabinieri. Nel frattempo si attende dalla procura la data dell'autopsia che non è ancora stata fissata. A piangere Stefano Dabrosca, tutta la famiglia, con la sorella Susanna che da giorni non si dà pace e continua a ripetere: mio fratello stava bene, non aveva problemi, vogliamo solo conoscere tutta la verità.